Siamo con l'amministratore delegato di SEA, Armando Brunini. Allora, cosa significa la riapertura del Terminal 2? Significa che abbiamo scelto i tempi giusti, perché avessimo aperto un anno fa avremmo sprecato delle risorse economiche, visto che il Terminal 1 era ancora sufficiente per accogliere tutto il traffico, però questo è il momento giusto, perché maggio probabilmente sarà il primo mese, guardando solo il mese di maggio, con un traffico positivo rispetto al 2019, quindi dopo 38 mesi di fila di traffico negativo passiamo in positivo. Anche quest'estate ce l'aspettiamo molto positiva, potrebbe esserci un traffico superiore a quello dell'estate 2019, e quindi è importante dotare Malpensa delle infrastrutture necessarie per accogliere un traffico in crescita e garantire servizi all'altezza ai passeggeri. Quindi rappresenta un ritorno alla normalità. L'apertura del T2 significa che siamo fuori dal tunnel, almeno così riteniamo. Fuori dal tunnel e senza farsi toccare da agenti esterni come può essere l'operazione ITA Lufthansa. Ma quella ancora la dobbiamo capire, perché la leggiamo sui giornali, quindi però andiamo per la nostra strada. Ormai Malpensa vive senza Alitalia da tanto, no? C'è un solo volo di Alitalia per New York, per il resto siamo piuttosto emancipati. Ragazzi, facciamo